legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, purché politica e religione non siano argomenti di discussione fra i soci. Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale e finanziario, incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche ed in quelle private. Grazie a tutti e prego di accomodarvi. Allora, qua sono 2 microfoni, questo è per registrare. Siamo pronti? Bene. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio come sempre per essere qui anche questa sera. Alcuni sono degli affezionati perché vengono qua a tutti i meeting che facciamo. È un grande onore avere il Presidente di Confindustria di Friuli Venezia Giulia come ospite per questo meeting. Ho una parte iniziale in cui ricordo cos'è il Lions, che è la più grande associazione apolitica e laica di volontariato nel mondo. Sono 100 anni di service, 1,5 milioni di soci, si opera un po' in tante nazioni e il nostro hashtag è WeServe, salute, ambiente, scuola, giovani e comunità. Proponiamo tanti eventi di cultura, di formazione, ed è secondo me un'ottima occasione per dei professionisti e di fare volontariato a un certo tipo, in un certo livello. La ricchezza del club sono i soci, il club è autarchico, cioè non abbiamo nessuno che ci finanzia tranne che noi stessi e le iniziative che abbiamo, e la ricchezza appunto soci, consiglio e la squadra. I nostri service sono locali, di zona, di distretto, nazionali e internazionali, quindi a differenza di molte altre associazioni il Lions ha un'operatività appunto internazionale. Il nostro club è uno dei più stagionati in zona perché è stato fondato nel 70, operiamo in vari settori sempre nell'ambito delle scelte del Lions. Il prossimo obiettivo, vediamo se riusciamo a unire economicità del tutto e anche le risorse economiche, dovrebbe essere un monumento sulla rotonda che porta, sulla Usovana, che porta verso Ragogna. Abbiamo fatto tutta una serie di meeting, il tesoriere dice anche troppi perché ogni meeting, però insomma io faccio il presidente del Lions come lavoro, cerco di farlo al meglio possibile, quindi probabilmente esagero un po', tutti mi dicono che lavoro troppo, ma insomma si fa così. E abbiamo fatto vari eventi, sono stati molto interessanti, ad alcuni avete partecipato, quindi quindi siamo al penultimo evento. L'ultimo evento sarà con Angelo Floramo, è un evento particolare, gli ho chiesto di fare qualcosa sui gemelli perché io sono dei gemelli, nella mia classe al liceo eravamo 10 gemelli su 27, ho detto facciamo qualcosa, poi ho scoperto che anche il sindaco è dei gemelli, quindi dovremo fare sicuramente un bel evento. Vediamo cosa si... Anche relatore. Sì. Ah, bene. Quindi è una sessione esplosiva perché con tanti gemelli, io mi ricordo quando lavoravo a San Donà in sala operatoria eravamo 4-5 gemelli, infatti l'ambiente ogni tanto era esplosivo perché i gemelli sono un po' così, uno è qua e un altro, quindi siamo bene. Quindi vi invito in anticipo a loro. Naturalmente ogni nostro evento ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi, quello di stasera, per quello che riusciremo, dovrebbe contribuire a un service distrettuale a favore del CRO di Aviano per la sala d'attesa per la radioterapia infantile. Qui c'è l'IBAM, naturalmente se volete essere più, non dovete stare a smanettare con i bonifici, c'è fuori la cassetta dove si può liberamente donare quello che si desidera.
Fare impresa Friuli Venezia Giulia, siamo all'argomento PMP, una grossa industria qua vicino, che, aspetta, faccio vedere anche le diapositive, così. Qui, ed è un onore per me avere un relatore così importante. 2 anni fa, perché l'avevo visto, ho detto ma mi toccherà fare presidente ancora una volta, mi verrà a fare una relazione. E siamo qua, mi è andata bene, ce l'abbiamo fatta. L'identità, io ho tirato giù naturalmente da internet, è un'identità italiana ma con lavora in tutto il mondo, parte nel 96, ragioni sociali lasciamo, questa è la struttura del gruppo, che poi immagino che nella come si chiama, nella discussione alla Gianni Minoli, l'intervista alla Gianni Minoli, verrà fuori un po' tutto. Chiaramente ai vertici mi sembra che ci sia la famiglia, non so come mai, ma è così. Poi sono quasi 300 dipendenti, è una storia di continua innovazione, nel 91, 98, 2009, adesso non metto, era solo così per dare uno spunto. Qui in rosso sono le sedi operative, mi sembra, e in verde sono tutte, quindi è una... Coseano è al centro del mondo, come vedete. Quando ero all'università a Trieste avevo un amico che era di Avasinis e aveva fatto la pianta del Friuli e ha messo Avasinis nel mezzo. In questo caso è Coseano nel mezzo. E poi qui sono i clienti. Poi naturalmente grazie al nostro invito è riuscito anche a diventare presidente di Confindustria, perché è diventato presidente dopo che aveva dato la disponibilità a essere qui stasera, e ho chiesto a Matteo, che è vicepresidente, sarà presidente il prossimo anno del club, che è una persona molto preparata, curiosa, attenta, appunto ho chiesto a lui di condurre la serata, di condurre l'intervista, proprio come mi ha promesso alla Minoli, e adesso andrei nella conferenza. Prima c'è il sindaco che è stato così gentile di venire a trovarci, che ci dà un saluto, insomma. Grazie Presidente, questo è la... invitarmi, sì, tutti e due. Quando parli, mi ha dato anche tanti spunti nel suo intervento il Presidente, per cui posso toccare diverse cosine. A partire da quella dei gemelli, siamo tra gemelli e speriamo che non sia così esplosivo, che sia esplosiva sì la presentazione del Presidente Pozzo, ma non il tavolo. E quando parlo di San Daniele, quando vado in giro, parlo di San Daniele, che sia qui in Friuli, che sia anche più lontano, a Roma, in giro per il mondo, parlo sempre del San Danielese, quindi anche di tutta quell'area che sta attorno a San Daniele. San Daniele è importante perché il comune, diciamo, portabandiera, però di un territorio molto molto più ampio, e mi fa piacere venire qui e incontrare e ascoltare il presidente di PMP, che adesso è diventato anche presidente di Confindustria, perché è uno degli esponenti più importanti di questo territorio, con una storia fatta di successi, con una storia fatta di lavoro offerto sul nostro territorio, di ricchezza prodotta sul nostro territorio, di qualcosa che porta fuori anche del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia, raccontando di questo fazzoletto di terra che è la comunità collinare, dove si produce bene. Diceva il Presidente che il Lions Club è nato negli anni 70, nel 70, e noi nel 76, non era ancora nato, sono nato nel 78, abbiamo avuto quell'esperienza del terremoto, e il motto che mi è rimasto anche oggi nella mia vita da sindaco, nella mia vita di imprenditore, anche nella mia vita di papà, insomma di capofamiglia, sono quella frase dove si è detto subito dopo il terremoto, per la ricostruzione, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. E questa è un po' l'essenza del friulano, quindi quando andiamo in giro e ci ricordano spesso per il terremoto, soprattutto per come siamo ripartiti dopo il terremoto, ci ricordano il fatto di essere stati laboriosi, di essere stati attaccati al lavoro, non inteso come un'ossessione così a prescindere e senza senso, ma come qualche cosa che ci caratterizza, perché ha costituito la crescita delle nostre famiglie, anche la forza delle nostre famiglie, del nostro territorio. E quindi credo che anche la storia di Luigino Pozzo sia una storia che viene esattamente a rappresentare questo tipo di
di caratteristica nostra friulana, e quindi siamo orgogliosi di avere un presidente di Confindustria, un grande imprenditore, figlio della nostra zona, e sono anche contento, è stato lui gentile ad accettare l'invito qualche settimana fa a venire in Guarneriana, quindi nella nostra amata San Daniele, nel cuore pulsante di San Daniele, ad ascoltare il presidente Fedria, che anche lì raccontava di come un'economia particolare, assieme all'amico Luciano Zanelli, un'economia particolare fatta di movimenti e di investimenti della regione potesse muovere Trieste e insieme tutta la regione. Quindi grazie dell'invito e invitatemi ancora, spero di poter riuscire a venire a sentire Floramo per l'ultimo evento, ma insomma le mie promesse arrivano last minute al Presidente, poi se dico sì ci sono, sicuramente non mancherò. Grazie e buona serata a tutti. Poi ne facciamo altri l'anno prossimo. Bene, allora prendo la parola io, che sono stato incaricato dal nostro Presidente di così condurre la serata, nel senso di più che altro condurre la chiacchierata con Luigino Pozzo, probabilmente perché con tre gemelli al tavolo ci voleva una bilancia a equilibrare l'assetto. E sì, noi in effetti non ci accorgiamo, pur vivendo, credo più o meno tutti da queste parti, che per certi versi il Friuli è un po' centro del mondo, ogni luogo lo è se lo si guarda dal suo angolo visuale, ma anche noi per certe cose lo siamo e magari pur vivendoci non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo perché non conosciamo fino in fondo la realtà in cui viviamo, perché magari non conosciamo gli operatori che fanno impresa, ad esempio, qua sul nostro territorio. E Luigino Pozzo, che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera, è uno di questi operatori, è un imprenditore di successo. Noi magari conosciamo tutti così il logo e il nome della sua impresa, ma non sappiamo esattamente che cosa Luigino Pozzo fa e come è arrivato a farlo. Ma sicuramente lo ha fatto bene, perché abbiamo diciamo di fronte il vertice, l'imprenditore a capo di un gruppo multinazionale con centinaia di dipendenti e non dimentichiamo che da questa realtà, da tante realtà che abbiamo la fortuna di avere qui in Friuli, più piccole o più grandi di quella di Luigino Pozzo, dipende buona parte della ricchezza del nostro territorio e della sua capacità di sviluppo futuro, perché quella massima che in Friuli dopo il sisma si sono ricostruite prima le fabbriche e poi le case, è una massima che racchiude una profonda consapevolezza che in Friuli abbiamo sempre avuto, e cioè che senza l'impresa non prosperano neppure le famiglie. Senza l'impresa non c'è quella sicurezza economica che dà a ciascuno di noi, che dà al tessuto sociale il carburante per poi prosperare, per poi svilupparsi e per poi, come dire, sperare anche, no? Nelle nuove generazioni. Ma io voglio passare subito la parola a Luigino Pozzo e chiedergli anzitutto che cosa fa Luigino Pozzo nella vita, come è arrivato a farlo, insomma ci interessa conoscere un po' con le sue parole qual è la sua impresa, che cosa lui quotidianamente fa e ha fatto per tanti anni nella sua impresa. Prego Luigino. Beh, insomma, buonasera a tutti. Sono stato invitato dal dottor Beltrame ancora un po' di mesi fa, l'anno scorso, quindi abbiamo deciso questa data, che io non ero ancora presidente di Confindustria, insomma, abbiamo detto facciamo a maggio, perché comunque pensavo di avere un po' di impegni da gennaio ad ora, insomma, e quindi abbiamo, diciamo, pensato di definire questa data, e quindi ringrazio il dottor Beltrame per l'invito, naturalmente, ringrazio per il fatto di essere qui ai Lions, che comunque i valori del Lions mi sembra di essere, diciamo, nella mia azienda, quando io ho un'azienda internazionale, quando ci sediamo attorno a un tavolo e mettiamo vicino praticamente varie culture del mondo,
dove io dico non bisogna parlare né di politica né di religione, dobbiamo parlare di sviluppo del territorio, dobbiamo parlare di sviluppo dell'azienda. E i Lions più o meno diciamo, hanno questi principi e quindi mi sono ritrovato veramente su questi principi vostri dei Lions. Cosa fa? Dopo, quando ci si trova di fronte il notaio che ti interroga ed è il tuo notaio, ti fa pensare qualcosa, ma non è, io devo tranquillizzare mia moglie che non sta succedendo niente. No, per il momento. Ecco. Quindi cosa facciamo? Diciamo che è una storia nata da molto lontano, perché comunque l'azienda è nata nel 91 e io sono praticamente il fondatore, chi l'ha messa in piedi, insomma è un'idea che parte da molto lontano, dopo è maturata nel tempo come tutte le cose e quindi a un certo punto siamo diventati un'azienda multinazionale con 1200 dipendenti e abbiamo messo in cantiere tante altre cose da fare, quindi abbiamo un progetto che guarda, diciamo, molto avanti, molto lontano, quindi è una storia nata praticamente da un garage di Sedegliano, sostanzialmente da un garage di Sedegliano con 0 dipendenti, dove abbiamo creduto fin da subito che la strada giusta era l'innovazione e quindi le parole chiave sostanzialmente diciamo, che hanno contraddistinto la mia carriera professionale sono sempre state la buona volontà, il volontariato e tanta innovazione. Insomma, ecco, questo un po' diciamo, sono state le chiavi che mi hanno condotto nella mia carriera professionale. Insomma, ecco. Poi ho sentito anche la parola carburante, che dopo, durante, diciamo, questo così dibattito, mi sembra di aver capito, ecco, tireremo fuori anche questa parola perché sono tutte parole chiave. Insomma, ecco. Quindi partita, diciamo, questa azienda è partita nel 91, quindi un'azienda artigiana, io ho fatto l'artigiano per tanto tempo, però io ho sempre avuto il pallino dell'innovazione, quindi sono partito già con grandi investimenti, diciamo con macchine diciamo molto avanzate dal punto di vista tecnologico, quindi con grandi investimenti e tanta innovazione. Quindi l'azienda, tra virgolette, noi nel 91 pagavamo il 16%, praticamente i leasing, no, che avevamo fatto per acquistare le macchine, pagavamo il 16% di tasse di interesse e quindi diciamo c'era veramente da lavorare per poter pagare tutti questi investimenti con questi tassi di interesse veramente alti, però al di là di tutto per farvi capire cosa vuol dire investire nell'innovazione. Quindi mentre il Friuli, diciamo, lavorava ancora col tornio, tra virgolette, manuale, noi abbiamo investito in macchina a controllo numerico nel 91 e quindi quello che si faceva normalmente in un'ora noi lo facevamo in 5 minuti. E di conseguenza è chiaro che avevamo il margine per poter pagare gli investimenti, per poter pagare i tassi di interesse e per poter pensare allo sviluppo dell'azienda. Quindi è una vita, la mia professionale, che è sempre stata contraddistinta dal fatto di fare investimenti sull'innovazione, fare investimenti sulla tecnologia e quindi diciamo, nel lungo periodo l'abbiamo sempre fatto sia dal punto di vista dei processi sia dal punto di vista dei prodotti. Tanto che orgogliosamente nei nostri settori, adesso arrivo alla domanda cosa facciamo, orgogliosamente nel nostro settore siamo diventati leader di mercato, quindi che era il nostro obiettivo, quindi fai non tante cose, specializzati in qualcosa di preciso, ma diventa il numero 1 nel mondo, insomma, quindi quello è stato sempre l'argomento trainante, il filo conduttore della strategia, quindi fai qualcosa ma fallo in modo specifico, diventa specialista nel mondo di questo e se puoi diventa leader di mercato. Quindi non disperdere investimenti in tante altre iniziative, quindi sulla diversificazione noi non abbiamo puntato molto, quindi noi siamo un'azienda che abbiamo puntato sulle trasmissioni industriali, sia trazione idraulica sia trazione elettrica, e su questo settore siamo diventati leader del mondo. Quindi partendo da un'azienda sostanzialmente artigiana abbiamo capito che diciamo, il fatto di costruire prodotti nel settore terziario, quindi sul progetto diciamo, dei nostri clienti, era un percorso che avrebbe avuto sostanzialmente una fine o comunque delle difficoltà, perché comunque la concorrenza incominciava naturalmente a crescere, quindi abbiamo pensato che era giusto creare un marchio
quindi PMP, quindi abbiamo brevettato il nostro marchio del mondo, produzione meccanica pozzo nel mondo, e abbiamo depositato questo marchio in tutti i paesi del mondo e abbiamo costruito i nostri prodotti. Quindi noi facciamo produzione di trasmissioni diciamo, il primo prodotto che abbiamo fatto sono le trasmissioni delle auto betoniere, quindi leader di mercato erano i tedeschi con il 90% o 95% del mercato, quindi parliamo di ZF e Bosch Rexroth, quindi noi abbiamo sempre attaccato i marchi più importanti del mondo. Pian piano questi avevano il 90% in questo settore, noi siamo cresciuti nel tempo e adesso abbiamo il 65%, quindi siamo leader di mercato nel mondo. Poi facciamo prodotti per il settore dei veicoli elettrici e quindi trasmissioni per carrelli elevatori, trasmissioni per trattorini d'aeroporto dove abbiamo sostanzialmente il 100% del mercato, facciamo trasmissioni per macchine da costruzione tipo macchine movimento terra, tutti gli scavatori, i rulli di compactamento, le asfaltatrici, tutte le macchine stradali, insomma, ecco, quindi siamo entrati nel settore diciamo della trasmissione, che è un po' il cuore della macchina praticamente, quindi il fatto che nel passato i marchi più importanti del mondo, parliamo di Caterpillar, parliamo di Liebherr, parliamo dei marchi più importanti del mondo, a suo tempo avevano pensato di costruirsi questi prodotti chiave praticamente in casa perché non esistevano costruttori di trasmissioni con tecnologie avanzate e quindi per poter, diciamo, essere leader di mercato in questi macchinari dovevano costruirsi il cuore del sistema nel loro interno. E quindi tutti questi grossi costruttori negli anni passati, quindi parliamo appunto del dopoguerra, hanno iniziato a costruirsi queste trasmissioni in casa e hanno praticamente conquistato e sono diventati i più grossi produttori al mondo in questi tipi di macchinari perché il cuore del sistema lo tenevano sotto controllo. Poi il mondo è cambiato perché il mondo si è globalizzato e quindi è chiaro che dovevano trovare dei produttori di altrettanto livello tecnologico ma comunque nei vari paesi del mondo e quindi non solo in Europa ma anche in Cina o in India, in America e quindi in tutti questi paesi del mondo dove loro costruivano i loro prodotti e di conseguenza per questo noi abbiamo pensato che dovevamo diventare un'azienda internazionale. Di conseguenza oltre a costruire prodotti praticamente di un alto livello tecnologico e essere leader di mercato dovevamo anche produrre nei vari paesi del mondo. Quindi nel 2000, sto facendo una cosa compressa, certo, dal 2008 dal 2006 al 2012 abbiamo pensato di investire nel mondo e diventare un'azienda internazionale, quindi costruendo 8 stabilimenti nel mondo e quindi tutti i paesi diciamo, emergenti e quindi abbiamo costruito 8 stabilimenti nel mondo per poter seguire i nostri clienti con questi prodotti nel mondo. Quindi siamo diventati sostanzialmente un'azienda internazionale. Perché... Ma sono curioso di sapere una cosa però, scusi se la interrompo. Come si diventa... Come si passa dall'essere una piccola azienda del terziario a Sedegliano a leader mondiali nel proprio settore? Cioè, quali sono le fasi e magari quali sono anche, diciamo, i momenti di difficoltà in questo percorso, che immagino non sia una cosa immediata che avviene nel giro di pochi mesi? Allora, prima di tutto bisogna pensare che bisogna in tutti i modi avere un progetto. Quindi sicuramente bisogna partire da un progetto, bisogna avere un progetto industriale chiaro in testa perché altrimenti si rischia veramente di fare delle cose che ti assorbono una quantità di denaro importante e quindi ti mettono in difficoltà, bisogna avere le idee chiare dove si vuole andare. Bisogna cogliere le opportunità che ti capitano, quindi è chiaro che noi volevamo, o io volevo in sostanza, produrre dei prodotti nostri di proprietà PMP, quindi noi non produciamo trasmissioni diciamo, per conto terzi, noi produciamo trasmissioni con il nostro know-how, nostra tecnologia, con brevetti nostri. Quindi bisogna avere le idee chiare su questo. Poi diciamo, si presentano delle opportunità, perché comunque ho iniziato a girare il mondo e a partecipare a delle fiere, però naturalmente le opportunità che noi abbiamo avuto sono state del fatto che i tedeschi, per esempio, dominavano questi
settori, sia dal punto di vista delle trasmissioni elettriche, sia dal punto delle trasmissioni idrostatiche, quindi sia la parte idraulica, quindi quella Bosch Rexroth, insomma, che penso conosciate tutti, la ZF, quindi tutti questi i tedeschi dominavano il settore, e quindi cosa succede? Succede che i produttori italiani di macchine erano, fra virgolette, soffocati dal fatto che dovevano acquistare i prodotti, i componenti chiave delle loro macchine in Germania. Naturalmente i tedeschi facevano lobby con i produttori tedeschi e di conseguenza i produttori italiani dovevano comunque continuare a produrre, o dovevano produrre le macchine e continuare a utilizzare prodotti tedeschi perché non c'era alternativa. A un certo punto, nel salto dei contatti che si hanno, insomma, quotidianamente, perché naturalmente si cercano di trovare delle soluzioni, ti chiedono: ma tu sei in grado di fare questo? Diciamo, come mia caratteristica, io non ho mai detto di no alle cose, ho sempre cercato di, con delle idee molto chiare su dove volevo andare, di dire sì, io penso di potercela fare, e quindi ti affidano dei lavori. Naturalmente poi devi essere in grado di portarli avanti, quindi vicino al fatto della buona volontà di fare le cose, vicino al fatto di avere un progetto chiaro in testa, devi avere anche la capacità poi di sviluppare tecnologicamente questi prodotti e portare dei risultati, perché altrimenti è chiaro che i progetti falliscono. Però insomma, fra virgolette, le cose sono andate bene, e di conseguenza, se siamo qua a dire che siamo leader del mondo, è perché abbiamo insomma, al di tutto messo in cantiere questi progetti con la responsabilità che avevamo, nel senso che sapevamo cosa andavamo incontro o cosa andavo incontro, e quindi abbiamo sviluppato questi progetti, diciamo, con le tecnologie che noi, diciamo, eravamo in grado di conoscere, e quindi è incredibile, ma insomma la scuola che ho frequentato mi ha aiutato tanto in questo, perché al di là di tutto, che sarebbe? Il Malignani, Sì. e quindi la scuola del Malignani mi ha aiutato tanto in questo, perché diciamo, ho imparato a progettare le trasmissioni al Malignani, e quindi ho sostanzialmente messo in pratica la formazione scolastica che io ho avuto nel nostro territorio. Quindi questa è stata la base un po', cioè, quindi la formazione che ho ricevuto in questa scuola mi ha permesso poi di sviluppare queste trasmissioni. È chiaro che dopo, nell'andare nel tempo, ho inserito ingegneri, ho inserito tecnici che sicuramente mi hanno aiutato e hanno contribuito in modo importante a portare avanti le tecnologie, però tutto è nato da lì, in sostanza, quindi è nato da una conoscenza che io mi sono creato all'interno di una scuola, dall'esperienza che naturalmente avevo fatto in un'azienda di Udine, alle Officine Riunite di Udine, dove ho lavorato 10 anni, e quindi attraverso la conoscenza, diciamo, la formazione scolastica, la conoscenza che avevo fatto in questa diciamo, azienda di Udine, mi ha permesso naturalmente di poter progettare queste trasmissioni che nel tempo abbiamo dovuto produrre diciamo, in esclusiva per i nostri clienti, perché naturalmente questi ci commissionavano queste trasmissioni in esclusiva, perché non volevano che, diciamo, perché i costi che noi riuscivamo praticamente a fornire, a proporre ai nostri clienti, erano per più o meno di un quinto rispetto a quello che loro pagavano in Germania. Quindi è chiaro che quando le cose hanno cominciato a essere credibili, noi abbiamo incominciato a essere credibili, il mercato pian piano poi ha iniziato a rivolgersi a noi, perché i clienti italiani pagavano il prodotto un quinto rispetto al prodotto tedesco. È chiaro che all'inizio abbiamo dovuto lavorare in esclusiva, perché comunque i contratti erano questi, ma appena ci siamo liberati dell'esclusiva abbiamo invaso il mondo, insomma. Ecco, questo è stato un po'... Immagino ci fossero anche logiche di cartello, insomma, no? In Germania, chiaramente, fra i produttori in questo settore. Logica di cartello, diciamo che le tecnologie erano in mano a questi produttori e questi, diciamo, costruttori di queste macchine, di queste trasmissioni. Le tecnologie erano in mano a queste, e quindi per anni loro hanno dominato il mondo. Noi produciamo tutti i prodotti di sicurezza, e questo è anche un po' la chiave diciamo, dove il mercato, prima di cambiare un prodotto di sicurezza, ha molta diffidenza. Cosa vuol dire di sicurezza? Vuol dire che se una trasmissione di un camion, diciamo, si rompe, tra virgolette, o si spacca, abbiamo 20 tonnellate che vengono riversate sulla strada. Quindi è chiaro che sono prodotti che devono garantire sicurezza sia all'end user, cioè all'operatore dei camion, ma soprattutto a chi produce anche i camion stessi. E quindi
il fatto di produrre prodotti di sicurezza, è chiaro che per convincere il mercato, perché chi acquista i camion, chi acquista una macchina, chi acquista il carrello, la prima cosa che dice: io ti acquisto la macchina ma voglio avere questo prodotto, voglio avere questa trasmissione, voglio ti fare la lista diciamo, di tutti i prodotti che vuole applicare che vuole avere nella sua macchina, perché naturalmente chi guida il camion vuole essere tranquillo di guidare una macchina sicura. Quindi per poter convincere sia il mercato, sia prima l'OEM, quindi il produttore del camion, e poi il mercato che il tuo prodotto è affidabile, è chiaro che ci passa un po' di tempo. Certo. Però comunque noi siamo andati su quella strada e ci abbiamo messo del tempo perché per convincere diciamo, gli utilizzatori finali a utilizzare i tuoi prodotti, è chiaro che devi garantire la stabilità devi garantire una grossa stabilità di qualità e devi garantire comunque di tutto l'affidabilità del prodotto. Ecco, la spinta verso l'internazionalizzazione, da cosa viene inizialmente? Dalla internazionalizzazione della clientela, da logiche diciamo di maggiore competitività? Che cos'è che vi ha spinti ad uscire dall'Italia e adottarvi di quella struttura che insomma fa impressione a tutti quanti, no? Guardando questa cartina geografica e che è la vostra di oggi? Ma come dicevo prima, insomma, il fatto di diventare internazionali la logica è questa, la strategia è questa, che comunque se tu vuoi essere leader di mercato non puoi non essere internazionale, perché devi coprire tutti i mercati del mondo. Quindi se la trasmissione, prendiamo di riferimento l'auto betoniera, dove noi abbiamo il 65% del mondo, è chiaro che tu devi produrre in Cina, devi produrre in India, devi produrre in America, devi produrre in Malesia, noi produciamo in Malesia per tutto il sud-est asiatico, quindi devi avere la capacità di localizzare il prodotto, perché anche il tuo cliente ha necessità di localizzare il suo prodotto, quindi i camion o i carrelli elevatori o quello che stiamo parlando, quindi localizzare i suoi prodotti, e quindi devi garantire la qualità del prodotto diciamo a livello internazionale, ma devi garantirlo a costi locali. Di conseguenza, se tu decidi di essere specialista in questo tipo di prodotto e devi essere e vuoi essere leader di mercato, devi per forza di cose essere un'azienda internazionale, non puoi essere un'azienda, non puoi continuare a produrre in Italia e vendere diciamo sui mercati esteri. Una domanda così di politica economica molto spicciola. Chiaramente tutti siamo caduti dalla sedia appena abbiamo avuto la notizia dei dazi che Trump ha imposto, non si capisce bene se come così strategia per cominciare una negoziazione o con un'idea di politica economica ben precisa, anche se era improbabile che ci fosse forse un'idea di politica economica evoluta dietro a questa boutade politica. I dazi hanno fatto paura, no? In una prima fase, paura e incredulità. E come ha reagito il mondo dell'impresa qui in Italia e qual è stata anche la sua reazione immediata a questa notizia? I dazi fanno paura, diciamo che ci troviamo di fronte a una situazione geopolitica molto complessa, quindi siamo passati dalla globalizzazione, quindi che il Covid ha fatto da ponte, io l'ho chiamato il post-globalizzazione. Quindi noi ci siamo preparati a questa nuova era, perché è una nuova era della post-globalizzazione, ancora nel 2020. Quindi abbiamo cambiato le strategie sostanzialmente della nostra azienda, perché pensavamo di andare incontro a questi tipi di problematiche. Quindi dovevamo accorciare le catene di fornitura. Se durante la globalizzazione avevamo la strategia di massimizzare la produzione, quindi di specializzare la produzione nei vari diciamo, stabilimenti che avevamo nel mondo, quindi faccio degli esempi: a Cosiano si producevano gli ingranaggi, in Cina si producevano le scatole, e quindi andavamo a specializzare le nostre linee produttive per poter massimizzare diciamo, l'efficienza produttiva attraverso le quantità. Poi abbiamo capito che nell'era della post-globalizzazione, quindi dopo è arrivato il Covid, sono arrivate le guerre, è arrivato questo problema dei dazi, quindi stiamo andando verso la post-globalizzazione dove bisogna accorciare le catene di fornitura. E di conseguenza è cambiata totalmente la strategia. Quindi il problema è che l'industria deve guardare un po' avanti, deve saper guardare avanti, perché non può trovarsi impreparata di fronte a queste problematiche, perché se lasci che le cose succedano è chiaro che queste cose ti travolgono.
Di conseguenza bisogna cercare di anticipare il problema e quindi pensare dove sta andando il mondo. Quindi è chiaro che la Cina nel periodo della globalizzazione ha accolto tutti gli investitori, fra cui anche PMP, insomma, ha accolto tutti gli investitori in Cina e diciamo, ha cavalcato questa onda, e noi stessi abbiamo cavalcato questa onda della globalizzazione, dove la Cina è stata trainante per 20 anni nel mondo, quindi la Germania esportava in Cina circa 800 miliardi e quindi se la crisi della Germania la stiamo vedendo sì per il problema dell'automotive, ma soprattutto in modo particolare per il problema cinese, quindi quando la Cina ha incominciato a cambiare politica, quindi ha incominciato a, diciamo, la Cina stava diventando un paese, quindi una copia un po' del paese americano, no? Quindi queste grosse economie, questi sistemi capitalistici, tutti i cinesi che devono diventare dei grandi imprenditori, ma la cosa stava andando totalmente fuori controllo. Quindi stava andando fuori controllo, quindi il partito, perché insomma lì comanda uno, non è che un paese democratico come questo, quindi lì comanda uno, il partito ha deciso insomma, di cambiare strategia e quindi di ritornare indietro e quindi di riprendere in mano il controllo della popolazione. E quindi questo è stato. Questo voleva dire chiusura, voleva dire repulsione dell'investitore straniero, quindi quando si hanno queste avvisaglie bisogna dire qua qualcosa sta succedendo. E infatti poi è successo che è arrivato il Covid, hanno praticamente nazionalizzato, è nato con la nazionalizzazione di Alibaba, cioè quindi praticamente hanno nazionalizzato queste grosse aziende che erano cresciute, che erano nate in Cina e quindi l'orientamento era il partito ha detto non dobbiamo andare verso un sistema capitalistico ma dobbiamo ritornare indietro, dobbiamo avere il controllo praticamente del sistema. Quindi questo è nato, questo poi è arrivato il Covid e poi insomma siamo arrivati poi al 2025 dove sono arrivati i dazi. Però comunque era una cosa che l'industria aveva incominciato a capire, quindi le cose stanno cambiando, il periodo della globalizzazione è finito, quindi anche noi da Coseano spedivamo durante la globalizzazione tanto materiale in Cina e quindi l'80% diciamo del materiale che noi abbiamo avuto periodo che l'80% del materiale che producevamo a Coseano andavano in Cina. Quindi noi abbiamo cavalcato l'onda della globalizzazione cercando di massimizzare i profitti nello stabilimento italiano. Quindi cosa ci servivano i profitti dello stabilimento italiano? Ci servivano per fare gli investimenti e ci servivano per poter investire in nuove tecnologie. Quindi noi praticamente negli anni dal 2002 dove abbiamo iniziato a vendere i nostri prodotti in Cina fino agli anni 2012-2013, per più di 10 anni abbiamo esportato verso i paesi cinesi massimizzando i profitti che abbiamo potuto diciamo, costruire durante la globalizzazione e quindi abbiamo massimizzato questi profitti e abbiamo avuto la possibilità di investire in stabilimenti, in tecnologie, quindi in nuovi processi di produzione. Insomma, ecco. Però praticamente tutto questo a un certo punto, come dicevo, è cambiato dopo il Covid e quindi siamo andati in questo periodo della post-globalizzazione dove abbiamo trovato un mercato chiuso, quello cinese, e quindi ci siamo spostati verso l'America, poi naturalmente sappiamo tutti la guerra che abbiamo perso al mercato russo, perché il mercato russo per noi europei ormai è perso e di conseguenza ci siamo spostati verso i nuovi mercati, verso un mercato che era diciamo, un mercato consolidato, un mercato io lo chiamo qualificato, che è il mercato americano, poi sono arrivati i dazi. E quindi naturalmente questi dazi non sono indolore, quindi abbiamo una situazione un po' geopolitica complessa in questo momento, quindi un periodo del 2025 complicato per l'industria, per il settore manifatturiero, perché ci troviamo di fronte a una situazione di una Cina che non ha ancora riaperto le porte, lo farà, sicuramente lo rifarà lentamente, ma lo rifarà. Abbiamo ancora una guerra praticamente tra la Russia e l'Ucraina, sicuramente questa verrà risolta, ma ci vuole ancora un po' di tempo. Abbiamo la situazione degli Stati Uniti con il problema dei dazi e abbiamo purtroppo un'Europa che non è un paese stabile. Cioè, volevo arrivare. L'unico paese in tutta l'Europa che ha una stabilità politica è l'Italia, perché tutti gli altri paesi sostanzialmente abbiamo una situazione totalmente instabile. Ma chiudo con la domanda dell'America. Questi dazi sostanzialmente in America hanno portato a un'immediata recessione del mercato americano. Quindi noi abbiamo
adesso un problema abbastanza consistente, dove il mercato americano stava crescendo, ma in realtà per tutti i settori è un mercato in recessione. I dazi al 10% credo non sia un grosso problema, perché la Cina, l'India, tutti questi paesi abbiamo pagato i dazi da sempre, cioè tutti questi paesi per importare in Cina oppure esportare dall'Europa verso la Cina o verso l'India abbiamo sempre pagato i dazi dell'8,5-9%, quindi i dazi non è una cosa che sicuramente preoccupa, perché comunque al là di tutto questi dazi vengono pagati poi dalla società americana, non è che sono a carico della società europea oppure dell'impresa europea, perché questi dazi vengono riversati sul mercato. Di conseguenza è chiaro che Trump ha parlato alla pancia dei suoi elettori, ma in realtà li ha tassati, perché questa è la verità, insomma, e di conseguenza è chiaro che tutti noi, o per chi ha potuto, chi produce prodotti tecnologici, cioè cosa significa? Che non sono prodotti da scaffale, quindi è chiaro che uno che produce un prodotto e esporta in America un prodotto che non è facilmente sostituibile, è chiaro che riversa i dazi sul consumatore americano e il consumatore americano deve pagare. E quindi questo sta succedendo in realtà, e quindi questo fa raffreddare i mercati, quindi questo mercato in recessione è un mercato che rimarrà secondo me in questa situazione per ancora un periodo diciamo non molto lungo, ma credo fino all'inizio del 2026, primavera 2026, quindi dove noi prevediamo una ripresa. Ecco, sempre a proposito di economia a livello globale, no? In questo mondo sempre più polarizzato e sempre meno globalizzato, molti sono preoccupati per l'Europa, perché la consapevolezza diffusa è che in Europa siamo bravissimi a fare le regole, ma l'innovazione sta da un'altra parte. E allora mi interessava chiedere a un imprenditore: è ancora possibile fare impresa in Europa, ma non per ragioni romantiche, ma è possibile fare un'impresa profittevole in Europa, oppure si guarda solo altrove? Ma come la penso io è che è possibile fare impresa ovunque. Cioè io non sono, cioè quando nel 2005 ho acquistato uno stabilimento in Bosnia, tutti mi hanno detto: ma come fai ad andare in Bosnia, stiamo ritornando tutti indietro. Quando ho detto di andare in Cina, ma come la Cina, insomma, ecco, quindi è possibile fare impresa, diciamo, col giusto equilibrio un po' dappertutto. È chiaro che se uno va a fare un'impresa in Angola, che ne so, o in paesi dove non ha nessun senso, è chiaro che questo è un progetto fallito, però comunque se il progetto industriale ha un senso logico e quindi ha una strategia, è possibile sicuramente fare impresa nei dovuti modi. Se è possibile fare impresa in Europa, io credo assolutamente di sì. Cioè, dal mio punto di vista l'Europa nel prossimo futuro ha una potenzialità enorme. Cioè, l'Europa è un paese, è un'area del mondo che deve ancora incominciare a ingranare e quindi deve ancora incominciare a crescere. Perché comunque se l'America negli ultimi 20 anni è cresciuta del 100%, l'Italia è cresciuta negli ultimi 20 anni del 20%. Cioè, parliamo di numeri totalmente o situazioni totalmente diverse. Cioè, l'Europa, la Germania è cresciuta più dell'Italia sicuramente, ma nel contesto europeo comunque l'Europa è cresciuta molto poco. Quindi io dico, l'Europa ha bisogno di fare e di mettere in piedi un grande progetto industriale. Questo manca all'Europa. Quindi io credo che la strategia che vogliono mettere in atto di investire nelle armi o fare questi, diciamo, ragionamenti che io dico così, lasciati un attimo o presi un attimo dalla situazione contingente. Io penso che l'Europa deve cominciare a pensare molto avanti e quindi lanciare dei progetti industriali, perché ultimamente qua in Europa hanno cominciato a parlare prima del Green Deal e quindi doveva essere tutto elettrico, poi parliamo di armi, quindi non c'è diciamo una strategia industriale chiara.
Noi in Europa abbiamo bisogno di una strategia industriale chiara che porti avanti, perché al di là di tutto l'Europa è un grande paese, quindi abbiamo 400 milioni di abitanti, quindi siamo più grandi dell'America, e di conseguenza abbiamo una potenzialità enorme. Potenzialità enorme perché? Perché abbiamo la popolazione, perché abbiamo la cultura, abbiamo la tecnologia, abbiamo sostanzialmente una industria organizzata e, se indirizzata, molto produttiva. Di conseguenza abbiamo tutte le carte in regola per poter diventare una grande area, diciamo, industriale, con una crescita che non può rimanere nei valori attuali, perché naturalmente nei valori attuali rimarremo sempre indietro. Dobbiamo puntare a una crescita molto più elevata, e di conseguenza questo significa puntare in modo molto deciso su investimenti per l'innovazione. Quindi questa deve essere la strada che diciamo, l'Europa deve avere il coraggio di prendere in mano e portare avanti. Quindi è chiaro che l'Europa ha bisogno di fare un grande progetto, diciamo, questo può essere fatto solo europeo, sul diciamo, problema energetico. Abbiamo un costo di energia troppo elevato, dipendiamo naturalmente dagli altri paesi, e quindi dobbiamo portare avanti un progetto a livello europeo sull'energia, ma dobbiamo portare avanti un grande progetto dal mio punto di vista sull'industria. Senta, lei ha menzionato il Green Deal e quindi tutto quell'apparato di regole e incentivi per un'impresa sostenibile da un punto di vista ambientale. In questo filone, diciamo, di politica industriale, quanta parte c'è di ideologia e quanta parte invece c'è di utile, diciamo, guardando al futuro dell'impresa a livello globale? Purtroppo le scelte politiche sono state fatte principalmente su basi ideologiche, ma non su basi industriali. Questo è un grosso problema. La politica deve rispondere ai voti, e quindi per questo vengono fatte queste scelte, che dopo possiamo discutere se sono condivisibili o come potevano essere comunque prese, però l'industria invece risponde esclusivamente allo sviluppo. Quindi sono due temi totalmente e due modi di ragionare totalmente diversi. La politica risponde ai voti, l'industria risponde allo sviluppo. Il fatto che dobbiamo andare verso una politica del Green Deal, così chiamata, comunque dove il sistema, io dico il sistema quindi a 360 gradi, deve essere attento ai problemi, diciamo, i problemi della natura ambientali, i problemi ambientali. Questo deve essere così, cioè non possiamo metterci dei dubbi e pensare che non può essere così. Naturalmente se noi andiamo a verificare quelle che sono le emissioni in CO2, vediamo che la Cina ha il 30% e noi in Europa abbiamo il 7%, quindi penso che i ragionamenti principali devono essere fatti a livello globale. Però al di là di questo è chiaro che l'industria o il sistema deve spingere l'industria a lavorare e a diciamo, essere molto attenti a quelli che sono ai problemi ambientali. E su questo non ci piove sopra. Quali sono i passaggi che devono essere fatti per andare nella giusta direzione? Questo bisogna definirli, perché è chiaro che se noi spingiamo e dire tutte le automobili entro il 2030 devono essere elettriche, questo non è fattibile. Cioè abbiamo pensato una cosa che realmente, concretamente, non sta in piedi, perché noi dobbiamo pensare alle grandi città dove vivono milioni di persone che devono caricare le auto e diciamo, il network e la struttura diciamo, di collegamento elettrico non c'è. È molto diverso rispetto a città cinesi, perché parliamo naturalmente la Cina è quella che è più avanti in questo tipo diciamo, di tecnologia, dove le città cinesi costruite negli ultimi 20 anni, quindi parliamo di città costruite negli ultimi 20-30 anni, sono nate
sotto questi principi, quindi cavidotti, cioè le città sono state costruite per poter fare in modo che i veicoli siano elettrici. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo avere una trasformazione praticamente delle nostre città, avere una trasformazione ambientale, diciamo, delle costruzioni importante. Quindi è chiaro che dobbiamo dare progressivamente una logica a tutto questo ragionamento per dire sì, dobbiamo portare il sistema verso i veicoli elettrici e penso che andremo in questa direzione e quindi dobbiamo essere molto attenti alle emissioni, ma anche dobbiamo stare attenti alla produzione di energia, perché comunque al di là di tutto dobbiamo produrre energia pulita, perché non è che dobbiamo avere i veicoli elettrici e poi abbiamo le centrali. Noi il 50% dell'energia che utilizziamo in Friuli arriva da due centrali termoelettriche, una di Monfalcone e una di Tor Viscosa, a gas. Quindi è chiaro che possiamo spingere diciamo, sui veicoli elettrici, ma in realtà produciamo energia diciamo, attraverso la combustione. Di conseguenza credo che ci deve essere una logica in tutto, quindi dobbiamo produrre energia pulita, poi dobbiamo creare una struttura di collegamento elettrici per poter mettere in carica le nostre auto quando andiamo a casa e dopodiché dobbiamo sicuramente spingere per i veicoli elettrici che non inquinano le nostre città. Quindi in tutto questo ci deve essere una logica che deve fare in modo che tutto questo in qualche modo possa combaciare per far sì che tutto questo avvenga. Certo. Senti, abbiamo parlato del mondo, poi dell'Europa e andiamo sempre più nel piccolo, no? 2 parole sull'Italia. Sull'Italia oggi dal punto di vista delle politiche industriali. Secondo lei si sta facendo abbastanza in termini di politica industriale in Italia? Si può fare di più? La strada è quella giusta? Cosa ne pensa? Era meglio non rispondere a questa domanda. Era meglio non farla, ma io faccio anche domande brutte. Ma io penso che in Italia abbiamo un'industria sicuramente molto importante, abbiamo una tecnologia di base importante, quindi abbiamo delle basi solide per poter pensare e per poter così ambire a una politica industriale o comunque uno sviluppo industriale importante. Dal mio punto di vista, negli ultimi 30-40 anni abbiamo perso tanti treni, nel senso che abbiamo perso il settore dell'automotive, che noi avevamo un settore trainante, e quindi questo sarà difficilissimo recuperarlo, ma molto difficile, perché naturalmente il settore dell'automotive necessita di diciamo una rete di fornitura che sia in linea con le nuove tecnologie che noi non abbiamo. È chiaro che siamo ancora ancorati a tutta la parte dei motori a combustione, di conseguenza adesso diciamo il sistema, la politica sta ritornando a spingere, Trump in primis, su quei sistemi per poter contrastare un po' l'avanzata dei cinesi. Dobbiamo ragionare su quelle che possono essere le prospettive dal punto di vista industriale e pensare quali possono essere le nuove tecnologie che noi dobbiamo diciamo, mettere in piedi in Italia per poter far fronte a quelle che sono quelle che è la competizione diciamo, soprattutto dei paesi asiatici. Ero l'altro giorno all'inaugurazione a Dignano che hanno inaugurato praticamente la Filanda, sostanzialmente hanno messo a posto tutta una storia incredibile. La Filanda che hanno sistemato il tetto, hanno fatto questa inaugurazione. E dico, signor Sindaco, lei sta facendo un'inaugurazione che veramente è ricca di contenuti. La Filanda produceva, attraverso i bachi da seta, produceva seta. Produceva la seta e quindi a un certo punto perché hanno dovuto chiudere la Filanda? Perché con i costi non ce la facevano più. È una storia veramente che è così, è andata così, perché comunque lì lavoravano un sacco di persone, di donne soprattutto, quindi la manodopera femminile era impegnata in questa Filanda, e a un certo punto hanno dovuto chiudere la Filanda perché con i costi non ce la facevano, non si erano evoluti a livello tecnologico, ma in modo particolare perché la Cina ha incominciato a produrre seta
e incominciato a importare in Europa. Quindi a causa di questa condizione dove la Cina ha incominciato a produrre seta e a importare il suo prodotto in Europa, i nostri stabilimenti o quei stabilimenti hanno dovuto chiudere. Ecco, dobbiamo stare attenti di non ritornare in quel tipo di situazione, perché la Cina in questo momento sta facendo esattamente la stessa cosa, in modo particolare sui veicoli elettrici, visto che parlavamo di veicoli elettrici, ma lo sta facendo in tanti settori. Se parliamo comunque, non so, dei pannelli, penso che tutti avete dei pannelli fotovoltaici, è tutto materiale importato, quindi tutta l'energia rinnovabile arriva da quei paesi e noi facciamo molta fatica a competere con queste produzioni a basso costo o comunque sulle tecnologie tradizionali per rispondere. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo, dove noi non siamo ancora pronti per immettere sul mercato tecnologie di ultima generazione che ci facciano pensare che un domani siamo in grado di contrastare questa avanzata, ma per questo motivo dobbiamo correre veloci, non abbiamo alternativa. Dobbiamo credere nell'innovazione, dobbiamo investire in modo deciso sull'innovazione, dobbiamo in modo deciso investire nella formazione e quindi questa è l'unica strada che noi abbiamo. Quindi è chiaro che non abbiamo tanti anni di fronte a noi per poter reagire a una situazione di questo tipo, però comunque quella è la strada. Quindi io credo che abbiamo, come dicevo, le basi buone per poter reagire, per poter comunque al di là di tutto andare avanti su progetti innovativi, ma dobbiamo in tutti i modi pensare che l'1% che noi investiamo in Italia o l'1,5% che noi investiamo in innovazione in Italia non è sufficiente. Noi in Italia investiamo 30 miliardi sull'innovazione, l'America, sono altre dimensioni, ne spende 600 miliardi, quindi parliamo di numeri totalmente diversi, quindi parliamo più del doppio di percentuale sui investimenti sull'innovazione. Quindi dobbiamo spingere in modo veramente importante sull'innovazione e soprattutto sulle aziende innovative. Quindi dobbiamo andare oltre, io dico tante volte, a quelli che sono i normali parametri di valutazione delle nostre imprese e dobbiamo avere il coraggio di farlo, quindi dobbiamo abbandonare i normali metodi di valorizzazione delle aziende attraverso dei rating ormai basati esclusivamente su dei numeri, ma dobbiamo avere il coraggio di valutare le nostre aziende, che quelle che poi, parliamo poi di carburante, quelle che portano praticamente sviluppo sul territorio, dobbiamo avere il coraggio di valutarle anche attraverso i parametri dell'innovazione. E quindi dobbiamo assolutamente cambiare algoritmo di calcolo. Certo. Beh, l'esempio del serificio della Filanda è emblematico, no? Perché è emblematico di un antico mondo industriale che si è estinto per mancanza di innovazione essenzialmente. Esatto, sì. E se anche ci fosse stato un Trump a Dignano che metteva i dazi del 200% sulla seta cinese, comunque non credo che l'avrebbe portata avanti ancora per molti anni. Non avremmo risolto il problema. La bellissima Filanda di Dignano. Sì. Senta, Luigino Pozzo, lei è il primo imprenditore friulano, perché come il sindaco è il primo cittadino, lei da presidente di Confindustria è il primo imprenditore. E allora al primo imprenditore chiediamo come vede l'imprenditoria friulana in questo momento, dopo insomma quasi 6 mesi ormai alla guida di Confindustria. Com'è l'imprenditore friulano? È preoccupato, è ottimista, è fiducioso? 4-5 mesi che siamo... Ma vorrei dire, cioè, prima di tutto io ho sempre basato così la mia vita, direi, su 2 principi fondamentali. Uno è la volontà di fare le cose e uno è il volontariato. Quindi quando vedo le persone che fanno volontariato veramente apprezzo notevolmente il lavoro che viene fatto e quindi mettersi a disposizione e quindi mettere a disposizione il proprio tempo e dedicarlo alla società e dedicarlo
diciamo, a certi principi, secondo me è molto lodevole. È chiaro che prendere in mano una situazione così complessa non è per niente semplice, quindi a parte il tempo, a parte la volontà, la voglia di fare, sicuramente, diciamo, io ho accettato questo incarico perché ritengo che sia giusto che a un certo punto uno mette a disposizione il proprio tempo per poter portare avanti quelli che sono gli interessi del nostro territorio, perché questo ragionamento si basa esclusivamente sul fatto di voler portare avanti gli interessi del proprio territorio, che lo fai attraverso la tua azienda, perché in realtà la tua azienda è calata sul territorio. Noi siamo una multinazionale di 1200, però insomma a Cosiano abbiamo 500 dipendenti, abbiamo un grosso progetto di crescita perché pensiamo di portare questo stabilimento a 700 dipendenti e quindi dobbiamo incominciare a vedere le aziende non come i tutti mali, no? Perché comunque venivano inquadrate in questo modo, ma però insomma adesso le cose sono cambiate notevolmente. Però comunque questi progetti, chiamiamo di sostenibilità, l'ESG, insomma tutti questi ragionamenti che vengono fatti ultimamente sulle aziende, quindi il fatto che le aziende siano sensibili all'essere, diciamo, integrate nel sistema territoriale, questo fa parte naturalmente di un sistema che io penso qua in Friuli l'abbiamo sposato da tanto tempo. Quando abbiamo detto prima il prossimo anno sarà il 50° del terremoto, abbiamo detto prima le fabbriche e poi le case, ecco, noi abbiamo fin da quel tempo, penso fino da sempre, cioè la mentalità la nostra cultura, diciamo, friulana ci ha sempre fatto capire che l'impresa è una qualcosa di importante per il territorio, che sostiene l'economia del territorio, che sostiene sostanzialmente le nostre famiglie, che sostiene lo sviluppo delle nostre imprese, ma sicuramente della nostra società. E quindi io penso che, per rispondere appunto alla domanda, noi abbiamo tante imprese solide in Friuli, infatti in questo momento di difficoltà rispetto ad altre regioni stiamo andando molto bene, nel senso che abbiamo solo un 4% di disoccupazione rispetto a una media nazionale dell'8%, quindi il Friuli Venezia Giulia ha solo il 4% di disoccupati, però comunque non abbiamo oggi situazioni di crisi particolari con richieste di cassa integrazione fuori dalla norma, quindi è una situazione molto stabile, quindi penso che le nostre aziende siano molto resilienti, siano molto, riescano a far fronte anche alle situazioni di crisi e quindi a traghettare in un periodo migliore che sarà il 2026. Quindi io ritengo che questo è un momento transitorio, pensiamo che la guerra in Russia, verrà chiusa, in tempi ragionevoli e quindi prevediamo un 2026 migliore, quindi di crescita, e di conseguenza penso che un impatto sulle nostre imprese in Friuli un impatto negativo non lo avremo. Teniamo anche conto che il Friuli, inteso come provincia di Udine, è capace di produrre grosso modo il 50% del PIL regionale. 43%. 43%. Secondo lei il peso politico del Friuli, provincia di Udine, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia è adeguato al suo potenziale o non del tutto? Io cerco di sfuggire dalle sue domande, però io penso che il Friuli, chiamato il Friuli provincia di Udine, abbia dato tanto alla nostra regione, rappresentando appunto il 43% del PIL della regione, stia dando tanto alla regione, credo che abbia delle grossissime potenzialità attraverso le sue aziende, credo altrettanto che Udine debba fare un'operazione, la chiamo io, di sistema, e quindi pensare di mettersi un po' attorno a un tavolo e pensare come fare
per ritornare, diciamo, a ritrovare quella centralità che Udine aveva negli anni passati. Senta, una domanda sul lavoro. Lei ha parlato dell'importanza dei dipendenti, ne avete 400 a Coseano, 500 a Coseano, no? L'obiettivo è di aumentarne ancora, però effettivamente una domanda sorge spontanea, perché si parla spesso negli ultimi anni, negli ultimi mesi, del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. A differenza del passato, sembra che non si trovino lavoratori qualificati. Come si spiega questo fenomeno? E voi fate qualcosa a livello di impresa per prevenirlo, per formare dei giovani, per proteggervi, diciamo così? Beh, questo è un problema, insomma, ecco, abbastanza generale, nel senso che, come accennavo prima, le tecnologie hanno fatto passi importantissimi da gigante negli ultimi anni, insomma, e quindi è chiaro che la distanza fra la tecnologia e, diciamo, il mondo della formazione si è allontanato notevolmente, e quindi noi dobbiamo assumere personale che dopo dobbiamo formare all'interno dei nostri stabilimenti. Quindi noi abbiamo a Coseano 2 corsi o 3 corsi continuamente in cantiere, nel senso che continuiamo a fare corsi continuamente per poter qualificare il personale che introduciamo nelle nostre aziende. Questo è un problema che deve essere risolto. Questo è un problema che deve essere risolto, perché comunque, come dicevo prima, insomma, io penso che la cosa più corretta in questo momento, soprattutto in particolare momento storico che stiamo vivendo, la cosa più importante è investire nella formazione. Quindi noi dobbiamo avere dei grandi progetti, lo stiamo facendo, non sto dicendo che questo non viene fatto, dobbiamo ancora crederci di più che questa è la soluzione, però comunque l'università, abbiamo una grandissima università a Udine che si sta muovendo diciamo nella giusta direzione, ritengo, perché abbiamo messo in piedi dei laboratori importanti. Stiamo portando avanti anche come Confindustria il progetto 4+2, quindi la specializzazione sull'UTS, sull'Istituto Tecnico Superiore, la nuova sede che è stata fatta ex birreria Dormis, se forse magari è più chiaro per tutti, e quindi stiamo pensando che la cosa giusta, e stiamo investendo molto sul fatto di indirizzare i ragazzi a una specializzazione. Quindi l'obiettivo è questo. Come Confindustria, adesso lancio una lancia a mio favore, come Confindustria stiamo lavorando molto su questo, abbiamo creato una commissione interna proprio sulle risorse umane per spingere in modo molto importante la politica, il sistema completo verso la direzione giusta, che penso sia quella della formazione dei nostri ragazzi, e quindi fare in modo che fare in modo di anticipare i tempi rispetto all'attuale situazione dove i ragazzi arrivano negli stabilimenti e dobbiamo incominciare, diciamo, a un ciclo formativo. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi che arrivano negli stabilimenti siano preparati e siano soprattutto preparati ad utilizzare le nuove tecnologie. Non possiamo avere degli istituti tecnici seppur belli o con laboratori non all'altezza della situazione. Dobbiamo essere attrattivi verso i ragazzi. Per essere attrattivi dobbiamo avere laboratori nei nostri istituti con alto valore tecnologico. Quindi dobbiamo pensare che dopo un investimento di un laboratorio il nostro compito è finito, dobbiamo pensare che il nostro compito inizia, perché dobbiamo tenere aggiornato i nostri laboratori in base alle ultime tecnologie che vengono immesse sul mercato. Quindi è chiaro che dobbiamo avere un programma di investimento continuo nella formazione se vogliamo raggiungere l'obiettivo. Non possiamo pensare di ritornare nelle situazioni dove, adesso, perché è successo questo, quindi non sto dicendo cose che al Malignani avevano i torni di 50 anni prima, insomma, no? Nei laboratori, quindi macchine obsolete. Il mondo è andato avanti, il mondo aveva un altro passo a livello tecnologico, e i nostri ragazzi devono avere la possibilità di studiare in istituti che rimangono al passo della tecnologia, della tecnologia innovativa. E quindi è questo che noi dobbiamo in qualche modo spingere e realizzare.
avere scuole attrattive per i nostri ragazzi, ma non solo, attrattive anche per i ragazzi delle comunità vicine o dei paesi vicini. E di conseguenza, se noi siamo in grado di creare degli istituti ad alto valore formativo, sicuramente saremo attrattivi e faremo un grande lavoro e un grande servizio per le nostre imprese. Ma dare un servizio alle nostre imprese vuol dire dare un servizio alla nostra comunità. Giusto. Beh, giusto. Io mi sono accorto che è quasi un'ora che parliamo e dobbiamo avviarci verso la conclusione, ma mi accorgo anche che io ho fatto soltanto domande all'imprenditore Luigino Pozzo. Ho anche provato a metterlo in difficoltà, ma non ce l'ho fatta. E quindi faccio 2 domande a Luigino Pozzo, non imprenditore, se lei mi permette. Ci dica 2 passioni della sua vita, che non siano il lavoro. Beh, uno qua siamo nel mondo del golf e quindi è quello di giocare a golf, perché ogni tanto bisogna anche risanare la mente, no? E quindi pensare anche al proprio fisico, la cosa importante è questa. Insomma, e dopo è coltivare le mie amicizie, insomma, ecco, quindi è chiaro che di tutto bisogna interpretare le cose nel modo giusto. Io sono una persona che sicuramente mi dedico molto alla mia attività, al mio lavoro, insomma, ecco, come adesso sto dedicando e mi dedicherò molto agli impegni che mi prendo anche in Confindustria, perché naturalmente io penso che l'imprenditore non è quella persona che fa il proprio lavoro esclusivamente per i soldi. Io penso che l'imprenditore sia quella persona che fa il proprio lavoro perché ha una grande passione, ha una volontà di portare avanti dei progetti e di portare in fondo, queste iniziative lasciando, dietro di sé o lasciando al territorio un grande valore. Io penso che sia questo, insomma, ecco l'obiettivo. Quindi dobbiamo, o perlomeno io penso che, insomma, ecco, io sto lavorando in questa direzione, quindi coltivo sicuramente la mia impresa, quindi adesso sto cercando di fare in modo che questa azienda venga presa in mano dai più giovani sicuramente, e quindi sto spingendo molto perché diventi un'azienda manageriale, e quindi per rispondere mi dedico un po' anche ai miei hobby. Mi sembra giusto. Ecco, io devo dire una cosa, Luigino Pozzo è il secondo presidente di Confindustria che almeno in tempi recenti abbiamo invitato nel nostro Lions Club, perché 3 anni fa mi sembra abbiamo avuto ospite Anna Mareschi Danieli. Poi l'ingegner Benedetti non lo abbiamo invitato, ne abbiamo saltato uno e adesso abbiamo lei. Porto una mia testimonianza. Io ero presente all'assemblea quella sera in Confindustria quando lei ha letto le linee programmatiche del suo mandato. 18 punti. Ancora prima di presentare la sua squadra c'è stato questo momento di, appunto, dichiarazione programmatica, e devo dire che lei ha colpito tutti per il suo tratto molto pragmatico, essenziale, preciso, dritto al punto, meno parole ma molti contenuti. E quella sera si sentiva l'aria vibrare di approvazione. Non era un'approvazione rumorosa, era un'approvazione silenziosa, molto concentrata, ma era comunque una grande approvazione. Ecco, io penso che anche in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera sia emerso questo suo tratto molto pratico, questa, diciamo così, intelligenza molto immediata, e anche questa visione che non è retorica, ma è proprio capacità di vedere le strade, no, che il futuro ci presenta. E allora le faccio un'ultima domanda, guardando proprio al futuro della società, al futuro del mondo in cui viviamo. Ci dica una cosa che la spaventa e una cosa che invece le porta un pensiero di speranza. Ma insomma, adesso posso rispondere dopo questo, giusto, certo, per dire, siccome abbiamo parlato di Confindustria, volevo solo dire che comunque al di là di tutto noi
adesso celebreremo a giugno l'80° di Confindustria, quindi 80 anni di Confindustria. La Confindustria è stata creata costituita il 7 giugno del 1940, dei Gemelli, sì, 7 giugno del 45, e quindi celebriamo l'80 anni di Confindustria. Quindi andremo a ringraziare sostanzialmente, tutte quelle aziende che anche da la giornata dell'associato, io mi sono messo in testa quando sono stato eletto presidente di Confindustria di fare una serata per l'associato, perché l'associato naturalmente è una cosa importante per un'associazione, e quindi è chiaro che dobbiamo trasferire all'associato il valore di un'associazione e quanto un'associazione può incidere sul territorio. Abbiamo 9 aziende associate da 80 anni e quindi andremo a premiarle, e andremo a premiare anche tutti quei presidenti che si sono messi a disposizione, diciamo gli eredi di questi presidenti si sono messi a disposizione per portare avanti un grande progetto diciamo per la nostra comunità. Quello che diciamo, quindi voglio dire, quello che mi rassicura è il fatto che io penso che nella nostra comunità abbiamo ancora, e dico, uso la parola ancora, tante persone di buona volontà che possono portare avanti i progetti industriali, che possono impegnarsi, diciamo, a portare avanti sia Confindustria, ma insomma, ecco, dico principalmente le loro aziende, e quindi questo, fra virgolette, è quello che mi rassicura. Quindi stiamo vivendo noi ancora in un territorio dove i valori esistono rispetto ad altri dove i valori sono venuti un po' meno. Quindi cerchiamo di alimentare anche nel nostro lavoro, voglio dire, associativo, cerchiamo di alimentare questi valori perché sono valori importanti, il valore del lavoro, il valore dell'impegno, i valori della responsabilità, e quindi dobbiamo alimentare questi valori per fare in modo che il nostro territorio rimanga sempre vivo e attivo. Io sono fiducioso, diciamo che tutto questo vada in questa direzione. Naturalmente è il compito nostro, no? Di portare avanti queste cose, quindi dobbiamo prenderci l'impegno di portarlo avanti, dobbiamo fare tanto lavoro di volontariato, ma non solo, per portare avanti questi principi. Io penso che questi ci rassicurino noi, ma rassicurino un po' tutto il sistema. Per dare la risposta, per andare avanti col discorso del carburante, io ho questa idea, no? Che la società, quindi io lo dico ai miei associati, insomma, penso e spero che mi capiate, la società è fatta da tanti ingranaggi. Io sono produttore di trasmissioni e quindi ho questa idea. La società è fatta da tanti ingranaggi, che sono le parti sociali, le istituzioni, cioè è fatta da tanti ingranaggi. Tutti questi, il sistema funziona quando tutti questi ingranaggi sono ben sincronizzati. Quando tutti questi ingranaggi sono sincronizzati, il sistema funziona. Ma il carburante del sistema deve metterlo l'industria, perché se l'industria non mette il carburante, il sistema non funziona. Quindi è chiaro che questa è una responsabilità che non è da poco, è una responsabilità importante. Quindi questa deve essere vista, diciamo, un po' sia dall'imprenditore, che deve pensare alla responsabilità che ha, ma deve essere vista anche dal punto di vista della società, pensando a quali sono, diciamo, le leve importanti che muovono la nostra società, il nostro sistema. Cos'è che mi spaventa di più? Mi spaventa di più il fatto che non avremo la capacità di reagire a una situazione che si è creata in questi anni. Questa è la cosa che mi spaventa di più. Nel senso che la politica che non abbia recepito, o la paura che non abbia recepito, che è quello che spaventa di più, dove stiamo andando, questo è chiaro che spaventa, perché da soli
si fa poco. Naturalmente uno può portare avanti la sua azienda, può portare avanti i suoi progetti, ma ha bisogno di questo meccanismo che funzioni, altrimenti il sistema crolla. Quindi è importante che la politica principalmente si renda conto che la situazione che noi abbiamo di fronte è una situazione complicata, è una situazione che richiede una visione precisa e un indirizzo preciso di dove dobbiamo andare e dove dobbiamo investire i nostri soldi per fare in modo di alimentare questo meccanismo. Il mio timore è che questo, io parlo a livello europeo, non sia ancora stato ben recepito. Gli indirizzi che vengono diciamo ricevuti o che noi riceviamo non ci danno ancora questa percezione. Noi non abbiamo la percezione che ci sia una politica industriale, una politica comunque chiara per fare in modo che le nostre comunità o la nostra società abbia un orientamento preciso, sostenibile. Perché parlare del Green Deal, per dire, dove tutti ci hanno praticamente puntato in modo ideologico, era chiaro che era un progetto che stava fallendo. Era chiarissimo. Perché se una cosa non è sostenibile, non può andare avanti. Quindi è importante che ci sia il coraggio da parte della politica, tralasciando un po' la logica dei voti, ma mettendo prima in campo la logica della responsabilità. Penso che sia fondamentale che la nostra politica prenda diciamo delle decisioni che siano decisioni che possono garantire una stabilità e una prospettiva e uno sviluppo del nostro territorio. E credo che questa sia la cosa più importante. Questo non viene ancora, dal mio punto di vista, noi perlomeno industriali non lo stiamo percependo. Quindi bisogna che ci siano delle prese di posizione importanti e delle idee chiare dove dobbiamo andare. Non possiamo parlare un giorno di una cosa e il giorno dopo dell'altra, ma dobbiamo avere delle idee chiare di come vogliamo muoverci e di quello che vogliamo fare. Così sicuramente anche l'industria si muoverà in questa direzione. Quindi questo si può fare in tanti modi, perché naturalmente non bastano le parole, bisogna finanziare i progetti giusti, bisogna avere la forza di mettere i soldi dove servono per poter spingere in una direzione chiara. Grazie, grazie mille per questa visione e per la disponibilità. Visto che qui se c'è qualcuno che voleva fare qualche domanda, ci sono imprenditori, professionisti, qualche curiosità in più rispetto all'abitante che ha proposto Matteo, se voleva fare qualche domanda abbiamo ancora qualche minuto, se c'è la curiosità, dai quella domanda. Prego. Vieni. Buonasera. Non si può che, non so in che modo esprimere, ma fare i complimenti per la lucidità, la chiarezza, la trasparenza dei ragionamenti fatti e soprattutto nella parte finale, perché era la domanda che volevo fare all'inizio, ma abbiamo toccato il tema che a mio avviso è fondamentale nello sviluppo dell'Europa, del mercato, perché l'Europa è il principale mercato che consuma nel mondo e quindi darci questa regola del Green Deal, abbiamo visto tutti gli effetti e quindi basterebbe dire solo, ad esempio, poi vengo alla domanda, dire solo, ma i veicoli elettrici, di cui io ne ho due, ad esempio, dire, ma no, tu se vuoi, a seconda della tua necessità, del tuo uso, compri e hai la possibilità del veicolo elettrico, ma non imporre la chiusura delle fabbriche, che dopo arriviamo a questo problema. Ma questa è la considerazione, quindi per dire quanto sposo i discorsi fatti e mi accomuno, se ce ne fosse bisogno di dimostrarlo, con il presidente Luigino Pozzo, che dovremmo essere veramente molto lusingati di averlo questa sera e soprattutto nel nostro territorio. Che avere una personalità così, con questa lucidità, con questa visione locale, italiana e del mondo, io posso dire che non è banale. Ecco. Grazie Presidente. Però
non abbiamo toccato un problema, o meglio lo abbiamo sfiorato, perché se abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di formazione, e l'Istituto Tecnico Magnani, da cui anch'io derivo, è sicuramente un esempio in Italia, però adesso fa fatica a stare al passo con i tempi. Bene il nuovo centro ex Dormis, speriamo venga dotato appunto delle tecnologie necessarie, ma rivolgo dunque, noi investiamo molto sulla formazione, moltissimo, e per ogni laureato che si forma costa circa 500.000 euro alla fine del ciclo universitario, però quando si presenta al mondo del lavoro dice, ascolta le offerte e dice, sapete che c'è? Prendo la valigia e vado fuori all'estero, in particolare negli States, proprio dove c'è e si punta all'innovazione, alla tecnologia. Allora, al pari del Green Deal, dove l'errore è evidente che è stato fatto, e quindi bisogna che il politico abbia la lucidità e la forza di tornare un passettino indietro, non è tutto sbagliato. La filosofia è giusta, ma non applicata in questo modo, non con questa violenza. Sulla formazione, benissimo, approfondiamola di più, ma dobbiamo dare gli strumenti perché i ragazzi, i giovani laureati soprattutto, perché quello che esportiamo purtroppo dall'Europa e dall'Italia in particolare sono proprio i livelli più alti, i cervelli che vanno fuori. Noi, e lo dico al presidente degli industriali friulano, e che lo riporti anche a livello nazionale, dobbiamo cercare di mettere in atto tutte le strategie di finanziamento, di sovvenzionamento, per dare un qualsiasi sistema perché i nostri cervelli, che sono brillanti, restino qui. Allora svilupperemo molto più velocemente l'innovazione. Ed è vero, non è giusto e non è bilanciato il sistema che, al netto della formazione specifica che l'azienda deve fare ai suoi giovani, ingegneri e tecnici, ma deve salire un certo tipo di formazione specialistica, di master, anche questi devono essere pagati ai ragazzi e trattenerli qui, tutte le discipline scientifiche, in particolare ingegneri, medici. Io chiedo l'opinione se ho sbagliato il tema, ma mi dispiace veramente quando vedo, e potrei citarne tanti, tra cui anche parenti che lavorano all'estero. Beh, centrato in pieno, praticamente. Cioè dico centrato in pieno, abbiamo messo la freccetta nel 100, no? Se c'è un numero 10, insomma. Chiaro che per trattenere, diciamo, questi ragazzi o questi talenti, insomma, ecco, dobbiamo essere attrattivi, cioè non abbiamo alternativa, dobbiamo essere attrattivi, perché dobbiamo essere attrattivi dal punto di vista progettuale, quindi tecnico, dobbiamo essere attrattivi dal punto di vista salariale. Chiaro che diciamo la scuola nell'ultimo periodo ha fatto passi veramente da gigante, io dico, quindi stiamo andando nella giusta direzione, ma dobbiamo accelerare. Questo vuol dire che i ragazzi hanno la possibilità di farsi attraverso gli Erasmus le esperienze all'estero, perché il fatto che un ragazzo vada all'estero tante volte non è legato puramente al salario, non è legato puramente, diciamo, al progetto, è legato al fatto che anche un ragazzo vuole farsi un'esperienza all'estero, giustamente. Dobbiamo mettere insieme tutte queste cose e diventare attrattivi. Quindi il fatto che questi ragazzi adesso abbiano la possibilità di fare l'Erasmus, di parlare l'inglese, cioè noi abbiamo avuto, secondo me, abbiamo perso molti anni, per me, cioè, noi in Europa ci manca una lingua, non abbiamo una lingua, per me la lingua deve essere l'inglese, quindi devono decidere. Se vogliamo essere una nazione, dobbiamo fare in modo che questi ragazzi dalla prima elementare o dall'asilo nido studino l'inglese. Questo potrebbe essere già un punto, secondo me, dal punto di vista importante. Ma dobbiamo accompagnare questo ragionamento con il fatto che le nostre imprese e la parte formativa devono essere allineati sulle tecnologie di ultima generazione. Quindi un ragazzo deve trovare uno sbocco, cioè la scuola, il mondo della formazione e l'industria, questo abbiamo iniziato a farlo, devono integrarsi, perché quello che il ragazzo studia
e diciamo sperimenta nel suo corso di formazione, poi deve anche riscontrarlo nella realtà attraverso delle aziende che sviluppano quelle tecnologie per cui lui ha studiato. Dobbiamo essere attrattivi anche dal punto di vista salariale, perché naturalmente noi abbiamo un grosso problema. I nostri ragazzi, oppure questi tecnici, ingegneri che escono appunto, ma non solo, io dico anche i nostri lavoratori, hanno salari netti troppo bassi. Quindi io su questo, diciamo, sto facendo tutto un ragionamento, sto facendo anche all'Università di Udine, dove, e lo farò anche a livello nazionale in Confindustria Nazionale, dove in Europa hanno normato tante cose, ma non hanno normato la struttura salariale. E questo è un problema enorme dal mio punto di vista. Pensare che sia sufficiente risolvere il problema contestando l'impresa e chiedendo gli aumenti salariali all'impresa, abbiamo sbagliato di nuovo l'obiettivo. E quindi quella non è la strada corretta. La strada corretta invece è capire come può essere che l'impresa, il costo, cioè l'impresa paghi 2,2 volte il salario il netto di un dipendente, quindi se uno prende 1.000 costa 2.200, o se prende quello che sono, quindi 2,2 volte il costo che deve pagare l'impresa, è una cosa esagerata nei confronti, io dico, degli stabilimenti che noi abbiamo nel mondo, dove se prendiamo l'India, che è il più basso, è 1,33, se prendiamo la Bosnia è 1,52, se prendiamo la Cina è 1,6, e quindi l'Europa comunque al di là di tutto è su parametri di questo tipo. Quindi l'Europa, diciamo, il costo di un dipendente in Europa rispetto al netto salariale è di circa 1,6, 1,65. Quindi è chiaro che questo è un tema che dobbiamo affrontare. Dobbiamo affrontarlo e dobbiamo affrontarlo in modo diciamo molto deciso, e noi lo faremo a livello confindustriale sicuramente, perché è tutto il nostro interesse che i nostri dipendenti abbiano salari più alti, netti più alti, perché quello che conta è quello che uno mette in tasca, non quello che costa. E quello che riversa sul mercato, perché se uno ha un salario più alto è chiaro che lo riversa sul mercato. Quindi tutti questi ragazzi che naturalmente lavorano nelle nostre imprese sono sostanzialmente quelli che sostengono il sistema, la società, perché naturalmente tutti hanno, se hanno la possibilità di spendere questi soldi, li spendono e creano un volano importante al tessuto commerciale, industriale. Quindi bisogna avere il coraggio di affrontare questo tema per fare in modo che questi ragazzi trovino, diciamo, i giusti stimoli per poter rimanere in Italia, e quindi dobbiamo dare a loro delle prospettive non solo dal punto di vista, diciamo, del progetto tecnologico, ma dobbiamo dargli delle prospettive anche dal punto di vista salariale. Quindi sono vari temi che devono essere affrontati, e quindi quando dico che bisogna che in qualche modo la politica prenda in considerazione questi tipi di discorsi, li prende in considerazione in tempi molto brevi, perché abbiamo l'estrema necessità di dare una risposta anche a tutti questi ragazzi che sono costretti sostanzialmente a prendere le valigie e andare all'estero. Bene, è stato un meeting particolarmente interessante, proprio dove razionalità di relatore, correlatore e pragmatismo si sono sintetizzate bene, e soprattutto è stata la sintesi di quello che volevo io quando ho proposto questo argomento di fare impresa in Friuli Venezia Giulia. È stata la chiusa finale, perché senza impresa non c'è l'ospedale, non c'è la scuola, non c'è quasi nulla. Quindi prima bisogna produrre, prima bisogna produrre moneta e dopo c'è tutto il resto. Quindi io ringrazio di nuovo i relatori e i correlatori, ringrazio tutti voi. Dopo andiamo di là che c'è un rinfresco, prima devo fare il gadget ufficiale. Allora,
detto con firma digitale. Poi abbiamo, essendo San Daniele, non potevano arrivare per tutti. E poi c'è il libro del nostro socio onorario, che diventa anche onerario fra un po', perché lo invitiamo sempre, Angelo Floremo, è un libro così. Grazie. Poi naturalmente contiamo di riuscire a farlo passare dal Rotary. È più comodo per me. Quindi è stata una grande serata, secondo me, dove abbiamo visto appunto quanto sia importante fare impresa e quanto sia importante essere razionali in quello che si fa e bravi, tutti bravi. Grazie e andiamo.